Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, andiamo avanti con la nostra avventura. Qua avevamo già comprato. Vediamo se c'è qualcos'altro da rancurare in giro. C'è questo qui. Sì, potremmo anche andare, sinceramente. Potremmo anche andare. C'è un lucchetto che è per dentro a occhio. Proviamo ad andare a vedere un attimo, dai. Sinceramente non me lo ricordo. Non eravamo messi bene a munizioni, anzi proprio siamo messi da bestie. Se non ricordo male le abbiamo comprate. Per andare qui, come si fa? Eh, bella domanda. Come si fa? Non me lo ricordo. Forse per di qui? È giusto almeno? Così sembrerebbe. Ah, è quello qua. Bene, 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 bene. Allora, intanto guardiamo qui fuori. Qui c'è una toilette. E dentro c'è cosa? Un grimaldello. Interessante. Qui c'è qualcosa, una polvere da sparo. Munizioni in pistola. Ah, il corpo. Avevamo già... Ecco qua, guarda. Combina con questo. Di grande valore. Beh, se come l'ultima c'è poco di grande valore. Qui c'è una cassa. Munizioni in pistola. Ma perché non mi date munizioni in fucile, carabina, quelle robe lì? Eh. Allora, a chi di competenza e vista la prolungata assenza dell'aiutaio, tengo in custodia le chiavi della sua casa. Rivolgetevi a me in caso di necessità. Cordiali saluti, Joseph Simon, giardiniere di casa Benevento. Vediamo se c'è qualcosa qui in giro. Qui c'è qualcosa? Sì, ci sono dei soldoni. 820 lei. Si sono sprecati, eh? Qui è 270917. C'era qualche altro posto che chiedeva il grimaldello? Questo è giusto o sbaglio? No, porta meccanica. Dov'è che chiedeva il grimaldello? Ah, è quello qui. Questo qui. Ma ci arriviamo dopo, mi sa però. Provo... beh, usare a 27. 270917, vabbè. No. 270917. Giusto? Giusto. Bene. Qui abbiamo fucile caricatore maggiorato. Montare parte. Questa qui. Sì, caricatore maggiorato, ma... Ah beh, ma ci ha caricato...
bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Allora, e adesso andiamo avanti con la nostra storia. Qua si può andare da qualche parte, non ricordo, no. Mm? Ah, è qua lì che mi guarda. Bene, andiamo avanti. Allora, dentro per di qua, per il nostro buco. Tac, esatto. Però il grimaldello... quasi quasi. Vediamo se ma ci arriviamo almeno. Sì che ci arriviamo. Bene. No, il grimaldello dov'è, 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 dov'è? Non lo vedo più. Eccolo. Ah, ne abbiamo due addirittura. Bene, munizioni. Del pompazza. Però è ancora vestito di rosso. Vuol dire che c'è qualcos'altro qui in zona che io non ho visto, che non ho preso. Madre Miranda. E non capisco dove sia. È per aria? No, non c'è niente. Non capisco. Questo l'avevamo già detto. Sotto magari da qualche parte. Ma che mi aspetto di tutto da Resident Evil, sinceramente. No, niente. Non so, boh. Grimaldello, altri posti che lo chiedevano, non mi sembra. No. Altre bestie in giro non ne vedo. Mm, niente, andiamo avanti con la storia. Posticino. Oh, ma questo morde. Le mie ferite sono gravi, non mi resta molto tempo. Lo sento muoversi intorno alla casa. I colpi che ho sparato lo hanno scalfito a stento. Sono come un giocattolo per lui. Quello non è un normale lupo. Ma se non resterò qui come un cane bastonato? Se riuscissi ad arrivare al vecchio mulino potrei fermarlo, potrei proteggermi, è molto vicino. Diavolo, sto morendo di freddo, non riesco a muovere le gambe. Mi dispiace Luisa, ti prego, perdonami.
Mi piacerebbe tanto arrivare qui, però per arrivare là, che sarebbe lì, per capirci, eccolo là. Vediamo se viene qua, bravi. Perché io vorrei ammazzarlo, Sic- La musichetta è andata via. No, è ancora vivo. Eccolo lì. Ci è costato un bel po' di colpi, però secondo me ne valsa anche la pena. Infatti c'è stata la bestia cristallizzata. Allora, visto che adesso è tranquillo, andiamo al mulino qui. Il famoso mulino che all'inizio, vedete, c'è la famosa porta che ci vuole col stemma con la chiave di ferro. E abbiamo il GM79 che non sarebbe altro che un bellissimo lanciagranate. Piano piano ci facciamo il nostro piccolo arsenale. Per carità, vero, ho sprecato comunque di munizioni, non dico di... oh, non l'ho visto, dico la verità, non lo avevo. Non lo avevo visto. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Eccolo lì. Dico la verità, non lo... Oh, ma neanche fa. Per fortuna che non mi ha fatto tanto male. Allora sono venuto a vedere se c'erano delle altre munizioni in giro. Me lo sono trovato davanti. Vediamo dentro per di qua, ma non credo. Mi sa che ho già preso tutto quanto. Mm? Ah, qui dietro c'è del pollame. Dovrebbe essere qui dietro in teoria. Ah, mi domanda. È una cosa che prenderemo dopo. Va bene.
Allora, dobbiamo andare dove noi? Sì, dobbiamo andare giù per di qui, in teoria. Dobbiamo andare dal signor Moreau. Allora, no, no, non è per di qui, ma è per di qui. Vediamo se c'è qualcosa qui in zona che non avevo preso, ma non credo. No, non c'è niente qui. Va bene, andiamo avanti. No, niente, non succede niente. Il ricoperto senza visita sembra si possa rompere. Siccome munizioni non ne abbiamo, proviamo col coltello. No, si rompe. Dai, Ethan, dai, dai che ce la facciamo, dai. Oh, i maialini, che belli i maialini. E adesso vi faccio fuori. Usiamo, no, la pistola normale, Dai, state calmi, maiali. Bastardo. Vieni qui. No, niente. Perfetto. Poi quando andiamo dal duca ci divertiamo. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Qualche piatto. E qui c'è il famoso labirinto che faremo dopo. Andiamo. Foto animale raro che abbiamo già ucciso. Perché abbiamo già ucciso. Quindi... Ma noi possiamo fare... No. No, non abbiamo comprato il progetto per le munizioni fucile. Sì che i soldi ce li abbiamo, perché abbiamo quasi 22.000. Potremmo anche... Non ho capito sta storia degli ascensori eterni. Comunque, vabbè, dai, non importa. È chiuso. Niente, l'unica strada è questa.
Bene. Oh, Madre Miranda, per voi farei qualunque cosa. Questo qui lo prendo io. Ehi, la bimba speciale di Miranda, cosa vuoi fare? Non è sua figlia. Oh, hai qualcosa in contrario. Che significa la bimba speciale di Miranda? Madre Miranda rivuole sua figlia. Basta stronzate! Aspetta, ti prego, se me la rubi, gli altri rideranno di me. Ma se sarò più bravo di loro... Che me ne frega? Fermo, un attimo solo, ti prego. Che c'è da ridere? Sei stupido e parli troppo. Ti ho fregato, ho bloccato l'uscita. Cosa stai... Questo è il mio territorio e io non ti farò scappare. Dannato mostro! Fuggi da Moro, che è un obbrobrio proprio. Non andare, piccolo sporco ladruncolo. Non puoi prenderlo. Se mi preghi. Ah, guardate là. Ah, anche quel coltello. Bene. Allora, però... Beh, andiamo per di qui. Intanto Come qui esco da qui? Intanto armiamoci, perché qui... Un po' di forza, va bene, spariamo un colpo. Allora, a sto punto... Aspetta un attimo, proviamo il nostro lanciagranate. No! Ci sono 10 munizioni di pistola che non vanno mai di male di sicuro. Ma vai a quel paese. Già ferito un'altra volta.
sono un po' messo male. Questo che cos'è? MC. Boh. Va bene, dai, diciamo che ci è andata anche. Diciamo che ci è andata anche bene. Diciamo. No, sono venuto qui a prendere questa chiave. Ci serve per dopo. Per fare una cosa. Come abbiamo capito che il lanciagranate funziona bene, dai. Guardiamo il lato positivo. Cioè, potevo fare anche a meno venire qui volendo, perché potevo fare anche a meno. Qui adesso sì. Ah, vabbè. Stupido. Ho sprecato un colpo. Allora andiamo giù per di qui, dentro per di qua. Sì, ma ci sono le munizioni che vanno via come l'acqua, Cioè, veramente. Quando avrai finito lascia la chiave nella barca, nella capanna, nella miniera. Hans è morto, niente più pesca per un po'. E la sua morte è stato non è stato un incidente, è stato divorato da un pesce gigante con tutta la barca. Bene. Cos'è lo stivale di Hans? Aspetta, qui c'è. Eccolo là. Dopo andiamo a prendere quello là, il tesoro di Moreau praticamente. Quella. Che roba era? Che cos'era? Qui c'è un canotto. Basta, nient'altro. Vabbè. Ma che diavolo? Un laboratorio di ricerca. Che cazzo succede qui? Levati di dosso! Stai giù, cazzo! Ethan! Beh, mi sorprende che tu sia arrivato fin qui. Non vorrei ti succedesse qualcosa proprio ora. Certo, Chris, come no? Hai ucciso Mia! Ammazza anche me, finisci il lavoro! Ehi capo, rilevo dei movimenti preoccupanti qua fuori.
Meglio andarsene. Che movimenti? Di che origine? Sconosciuta, ma siamo in questo posto da troppo tempo e Miranda lo saprà. Ehi, hai detto Miranda! Che c'entrate con lei? Lascia perdere, Ethan, è al di fuori della tua portata. Entri l'analisi dei campioni? C'è sicuramente un legame con la muffa. Sta fuori da questa storia, Ethan. Che storia? Stai mordendo! Ehi, che succede? Chi è questo bel pesciolino? Merda, stai dietro! Morò? No, che schifo. L'uscita è sott'acqua. Sei finito. Non ho tempo da perdere. È troppo tardi. Miranda sta già preparando la cerimonia. Miranda ha mandato te per fermarmi. Sei patetico. Oh, che crudeltà! No, non è giusta. Dovrei esserci io con lei, non tu. Di che stai parlando? Che cazzo di problemi hai? Non riesco più a trattenermi. Oh Dio! Oh madre! Oh, perché? Perché? Oh! Molto bene. Abbiamo questo simpaticone sott'acqua che ci dà la caccia. Allora, noi dove dobbiamo andare per... E Molto... adesso che faccio? Ti attacchi a sto cazzo parlando bene. Allora, andiamo su qua intanto. Ha detto che l'uscita è sott'acqua. Se riesco a drenare l'acqua. Merda, non c'è corrente. Oh. Che novità. Prima andiamo qui. Qui sotto c'è una toilette. Che dentro troviamo cosa? Un bel fluido. Intanto lo vediamo se riusciamo a fare. Su medica ne abbiamo una solo. Io direi di farne un paio. Quasi quasi farei un po' di munizioni in fucile, sinceramente. Perché vedete vanno via molto in maniera veloce. Allora, questa manovella è una questa manovella è vecchia e consumata, sembra possa staccarsi da un momento all'altro. Spero non si rompa, ce ne resta solo uno, ce ne resta solo un'altra da quella del secondo mulino. Quando scommettiamo che dobbiamo andare a prendere quella del secondo mulino? L'altro? Molto bene, abbiamo preso la carne di pollo. Qui cosa abbiamo? Un frammento di cristallo. Deve andare così com'è. Sì, ma questo va venduto così com'è. Va bene. Qui abbiamo gli scarti arrugginiti.
Possiamo fare qualcos'altro? No, niente. Va bene. Allora, torno indietro un secondo. Qui c'è il nostro amico. Desideri acquistare qualcosa? No, acquistare no, però ti vedo un po' di roba. Vedi la bestia, 20.000 ci ha dato. La collana, questo. No, il pollo no, neanche la carne, il grimaldello lo tengo. Diamo il via alle spese folli. Potenziamenti, questo non abbiamo più niente. Vediamo se c'è qualcosa per il V870. Non badare a me. No. C'è solo qualcosa per il fucile, per l'F2, il mirino, che io sinceramente li comprerei. Aspetta, la cucina intanto. Sono così impaziente? Scusami solo un attimo. Il danno della guardia viene ridotto. E voilà! Prego, unisciti. Bene. Mi piacerebbe averne un altro po'. Allora ci manca un pesce. Il pollo ce l'abbiamo e anche la carne. Qua ci vogliono 4 di pollo e 3 di carne. Il carne di qualità gli abbiamo già dato. Abbiamo la carne ma non abbiamo il pesce. Il pesce lo prendiamo dopo, mi sa. Allora io direi intanto di dare questo. Qua cosa possiamo dargli? La carne. Grazie. E qui possiamo dargli cosa? La carne. Intanto. Il cibo è vita. Allora compriamo questo. Ci compriamo anche questo. Ci compriamo anche questo. E questo. E Oh, non mi stupisce che ti interessi questo articolo. allora abbiamo questo qua. 640. Quello che abbiamo noi fa 8,40. No, è molto più potente questo. E che comprarlo ma no, quello che abbiamo venduto prima. Aspetta, cosa dico su? Potrei. Le munizioni e pistole sono finite. Bastardo. Ti auguro una splendida avventura. Qui c'è la macchina da scrivere. Va bene, andiamo. Guardiola. Va bene. Andiamo da quel simpaticone di Moreau. Non è per di qui, è per di qua. No, neanche. Ah no, dobbiamo andare fuori dall'altra parte. Aspetta, vero. Allora, vediamo. Munizioni e pistole ne abbiamo da vendere ormai, perché ne abbiamo, beh, non neanche tante. Dai.
Quanto scommettiamo che si rompe? Ti pareva. Dannazione! Sì, dannazione proprio. Va bene, andiamo giù per di qui. Guardiamo se c'è qualcosa qui in giro. No, non c'è niente. Voglio finire, basta i pesci. Neanche io sinceramente, non ne ho voglia. Allora bisogna rompere questo qui. Dopo se c'è un altro da un'altra parte che non mi ricordo mai dov'è. Ah, eccoli. Certo che Moro fai veramente schifo, eh. Allora. Intanto qui c'è munizioni e pistole, vabbè, ovvio. Questo va spinto. Cazzo! Che puzza! Che schifo. Allora, qui c'è un punto che è tutto tempistica. E se cadi giù sei nella cacca. Proiettili Magnum. Allora, vediamo se mi ricordo. Era questa. Questa. Al primo colpo. Fantastico. No! Cazzo! Niente, sono morto. Beh dai. Qua è dove devo arrivare?
Ah, bene, adesso qua cosa ci vuole? Una pianta verde. Qua per fare queste avremo 4 solo, ma meglio di niente. Forse dovevamo attendere un attimo. Fucile di precisione, molto bene. Moro, dove sei? Dove sei? Scommettiamo? Sì, madre. Madre de Dios, dai. E noi abbiamo fatto tutto il giro solo per questo qui, pieno di schifo, per buttarlo giù per poter passare dall'altra parte. Bene. Bene, ma non troppo. Visto che le munizioni sono abbastanza rare, almeno quelle che ci interessano. C'è qualcosa? No. Super di qui. Pesca grossa oggi. Dobbiamo andare via da qui. E adesso andiamo. Ma non si rompe? Secondo me ce l'abbiamo fatta per un pelo. Vediamo se c'è qualcosa. No, qua dove siamo arrivati, giusto, Abbiamo fatto munizioni. No. Ma li hanno. Piccoli ma li hanno di stagione. Vediamo. No. Dai Moro, sta calmo, dai. Cioè, ci dai la manovella. Davvero, ci dai la manovella per arrivare qui. Che dobbiamo arrampicarci. Però per ritornare qui dove abbiamo trovato la manovella, per farlo girare. Spiegatemi il senso logico, se c'è, comunque va bene. Comunque la manovella viene usata in parecchi posti, ve lo dico. Che poi andremo a vedere. Mi spiegate dove devo andare, che non mi ricordo. Ah, qua.
Ok. Allora c'è il disegnetto, però... Allora, il nero... Dopo abbiamo... No. Mi sa che il bianco è qui, esatto. E poi abbiamo... Ce ne manca uno. Allora, aspetta un attimo. Bianco, Ma ci sono due bianchi. Uno è qua. Ah, l'altro è questo. Ecco là. Sì, vedi. Ho messo il disegno storto per giusto. Giusto per rompere le balle. Bene. Possiamo creare qualcosa? Sì, solo questi. Che domandano? Polvere da sparo e scarti di metallo. Il polvere da sparo ne abbiamo una, scarti di metallo 4. Va bene, non importa. No, è giù. Dobbiamo andare per di qui? No, non è per di qui. Ecco il nostro Moro, guarda. Allora io direi di attrezzarci già con questo. Mi sembrava che ci fosse qualcosa. Allora là c'è 1000 lei, Primo ottobre, giorno di sole, madre Miranda mi ha portato 5 abitanti del villaggio, proprio come avevo chiesto. Li ho addormentati con un liquido e poi gli ho messo il codone nella pancia. Non vedo l'ora che il cadò cresca nelle loro pance. 2 ottobre, nuvoloso. 4 degli abitanti del villaggio stamattina erano morti, uno è quasi un lican. Li ho mandati in laboratorio sulla montagna, ho fallito di nuovo. Madre vuole involucri forti, ma non ci riesco. Mi servono più persone. Però. E qui cosa abbiamo? Caricatore maggiorato. C'è qualcos'altro? No, cos'è che era, scusa? Quello che avevamo Caricatore maggiorato di cosa? Di là? È quella che abbiamo praticamente. Montaparte, esatto.
Bene, adesso sono 17 colpi, ma... Guarda. Però noi adesso per forza aspetta, prima che Moro ci rompa le... se la potremmo fare anche una roba di sto genere, scelta rapida, una roba momentanea. Tocca affrontarlo. Aia. Allora ciao. Dai, apri la bocca. Ma vai a quel paese. Comincia a essere parecchio rosso. L'ho conservato per te. Pioggia, ci siamo visti ragazzi. Ho visto queste qui. Guardare in quel modo.
Abbiamo solo chiuso quinto. Oro! Vieni fuori. Ma guarda che mi ha messo... Possiamo farci... No, no. No, Oh, finalmente ti ho ammazzato. Da Morocco. morto è come era da vivo. Disgustoso. Qua posso darti anche ragione, in effetti. Allora, vediamo se qua in giro ho dimenticato qualcosa. Ma facciamoci un giretto veloce. Infatti, guarda. Munizioni pistola, soluzione medica. Mina, recuperiamo un po' di salute. Beh, ero al verde. Ah, questo non si spacca. Allora, intanto questo, scelta rapida, lo mettiamo qui. Intanto lasciamo così. Cioè, avete visto cosa è andato via? Quell'ergumeno lì, cioè. E che siamo in modalità normale. Figuratevi quando l'ho fatto in modalità villaggio delle ombre. Al di là che avevo le armi infinite, perché avevo le armi infinite, ero ben attrezzato e tutto quanto. Però è stata una bella impresa. L'uscita è più avanti. Penso che non lo farò mai più in quella versione lì, perché ci ho messo una roba tipo sulle 10 ore a farlo, se non ricordo male. Però 10 o 9-10 ore, ma fidatevi, è stato da morire. Ma da morire. E quello lì sarebbe il famoso cadeau? È vivo. Sembrerebbe. Che schifo, che schifo. Sei meglio di ciò che pensavo. Chi parla? Andiamo. Ci siamo incontrati poco fa, non che sia importante. Sei l'ultimo stronzo da fare fuori, vero? Sei combattivo, Ethan. Lo devo ammettere. Ma che cosa farai quando avrai tutti i flaconi? Che cerchi di dirmi? Potrei darti una mano. Stai cercando di corrompermi. Povero stupido. Se non mi servissi, ti ucciderei. C'è una fortezza. È appena fuori dal villaggio. Vai lì e prendi il mio flacone. Se lo fai, avrai vinto. Ma prima devi tornare al cimitero. Egocentrico idiota. Allora, qui c'è qualcosa? No. Allora, adesso andiamo in velocità a prendere il
tesoro di Moreau, che sarebbe questo qui. Munizioni stordenti. Qui abbiamo cosa? Un angelo d'argento. Mi sembra che ci fossero dei pesci. Ah, vedi. Dov'è? Dove sei? Non ti vedo più. Ma scusa, non c'era un pesce lì o sbaglio? Ah, eccolo lì, infatti. Cioè, vedo tanto scuretto comunque. In teoria dovrei averlo centrato. No, è ancora vivo. Ma non sei ancora morto. Ma quante vite ha sto pesce, scusa, E abbiamo procurato il pesciolino. Molto bene. Abbiamo preso? No, scusa un attimo, ma... Arma nascosta di Moreau. Non è questa. Non mi ricordo. Ah, com'è che si faceva allora? Era giù per di qui? No? Poi eravamo lì. Come si fa a prendere? Vediamo se mi ricordo. Un piccolo vuoto di memoria. Per di qui? Può essere? No? Non è qui. Qui ritorniamo indietro. Dov'è che potrebbe essere? Cioè, sarebbe... Boh, mi verrà in mente, ragazzi, perché non... Forse ho capito, ho un vago ricordo, Però vabbè. Molto bene, allora andiamo avanti, andiamo avanti. Allora io ragazzi mi fermo qui. Anzi guardate, facciamo una robetta di sto genere. Mi sa che il tesoro è... mi sa che ho capito. Allora qua ci vuole la manovella, è quella qua, guardate.
Va bene signori, allora, io sblocco questa. Guardiamo se c'è, qui c'è il famoso labirinto, sì. Qua c'è tutta una parte nuova. Va bene signori, allora io mi fermo qui, come sempre vi invito a iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare, di condividere, in modo da far crescere me e il canale. Come sempre vi ringrazio ancora per la visualizzazione, al prossimo episodio da Joker Gaming.